Buonasera a tutti ragazzi, come sempre brutte notizie, stavolta riguarda il cibo in effetti una pizza surgelata è stata richiamata dagli scaffali, cioè dal mercato in effetti, ci sarebbero quasi 1 milione di pezzi sono stati già ritirati dalla dottor Oetker, che è una società tedesca, ragazzi, di cui però la Cameo è la consociata italiana. Quindi, in effetti, il pericolo ci sta che ci sono questi microparticelle di plastica dentro. Tutto bene, fa sempre cover. Quindi diciamo che sono stati già molti richiami di tanti clienti che hanno trovato pezzi di plastica in questa pizza, che ripeto è del dottor Oiketer, però è la Cameo che è la consociata, diciamo, quindi l'azienda italiana nostra. Quindi in effetti ragazzi non so. Grazie Diego, mi ricordo di te comunque. Quindi il prodotto diciamo che è stato distribuito in Germania, perlomeno da quello che sappiamo ragazzi. Si tratta di una pizza tonno fresco al forno. Il lotto interessato è il numero 28 06 19 11. Ripeto ragazzi, 28 06 19 11. Pure gli amici italiani che stanno in Germania, fate attenzione a questo tipo di pizza. E la produzione è 28 06 2019 con scadenza 03 2020. È distribuita ragazzi in Germania dal dottor August Octafer Foods KG, che poi in effetti sì è ufficiale, sì, in Germania, sì sì. E questa qua è una consociata della nostra Cameo, diciamo la ditta italiana in effetti. Quindi è stato detto di portarle, se le avete, indietro, di farvi risarcire oppure le distruggete, dice. L'allerta è stata fatta attraverso il sistema allerta europeo alimenti, quindi lo potrete trovare anche sul portale tedesco. Quindi ragazzi, la pizza col tonno. No, no, Diego, stamattina no, 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 no. C'è stata a Pozzuoli, ma non era a mare, non era collegata né al Vesuvio né ai Campi Flegrei, no, no. Non era nessuno di tutti e due, era una scossa semplice in mare che aveva una profondità di 2 chilometri e quindi qualcuno l'ha sentita in effetti nei rioni, in effetti, ma nulla di che in effetti. Quindi ragazzi vi invito, chiunque italiano mi segue, perché ci sono molti ragazzi che mi seguono dalla Germania, che so che mi seguono perché mi dicono "Oh, io abito a Berlino, io abito qua". Quindi ragazzi, se avete questa abitudine di comprare questa pizza surgelata, sì sì, le strombole sì, ha fatto bella botta, per adesso sta calmo perlomeno. Quindi ragazzi, non mangiatele, buttatela via. Quindi la pizza, se state all'estero ragazzi, no no, è una pizza che è stata ritirata dagli scaffali. Ciao Arianna. Quindi diciamo che ci hanno trovato dei pezzetti. Non lo so, ti dico una bugia, grazie, ti dico una bugia, però ho detto la marca Dottor Oiketer, quindi è della Cameo, in effetti è una sua consociata, quindi non lo so. Quindi però voi ragazzi fate sempre massima attenzione quando comprate queste cose, come faccio io guardo sempre, sai, quando compro. Vabbè, difficilmente, guarda, io compro. No, la pizza non la compro mai, bella e fatta, la verità la faccio io, faccio l'impasto la sera prima e per la sera poi la faccio lievitare 24 ore e poi la faccio, quindi non la compro. Diego non fa caso, quasi muore Diego, oggi stava, erano le 3 di pomeriggio, stava un vento in camera da letto, ho detto mamma che stiamo alla Hawaii, stiamo, ma proprio.
tutta Salerno, guarda, una cosa pazzesca. Potevi stare pure a Pantà, no, era pieno il mare, pensa, quei pochi che giustamente sono rimasti, sai, chi sta in pensione, chi non fa nulla, stavano tutti a mare stamattina, a parte i ragazzi che stanno andando a scuola, però ci sta tanta gente che va a mare qua, quindi figurati. Io sono sceso ieri, ragazzi, sulla lungomare, era pieno di persone che fa il bagno. Beata a te Alessandra, proprio niente, non ne vuole sapere proprio qua. Pure mo ad esempio, mo è un orario bello che dovrebbe stare fresco, no? Fa caldo invece. Ti fai la doccia dopo un'ora, 2 ore, già stai sudato. Sì, sì, ieri stavano tante persone in spiaggia, però noi turisti, giustamente. Però siccome a Salerno arrivano le navi Costa Crociera e si fermano un giorno qui a Salerno, molti turisti inglesi si sono fatti il bagno, in effetti, capisci? Vedono la giornata che è bella e si vanno a fare bagno, perché poi la nave attracca la mattina e parte la sera per la, diciamo, per la... È una pizza col tonno, in effetti, questa qua che è stata richiamata in Germania. Si chiama pizza tonno fresco al tonno. È della dottor Oeketter, Oetecker, è tedesca, ragazzi, quindi. E poi è della consociata Cameo, quindi leggerete sicuramente sotto consociata con la Cameo, che è italiana. No, no, io ho solo visto la gente che andava al mare, non sono andato al mare io, no, no. Sono sceso così a Salerno per un servizio, ma non sono andato al mare. Però le spiagge erano ancora piene. Quindi diciamo, ragazzi, fate massima attenzione a chi si trova in Germania oppure in Italia, ragazzi, perché non so se questa pizza sta pure qua in Italia, anche perché la Cameo la fa, però loro dicono solo quella là che è stata ritirata in Germania, quindi parlano solo della Germania. Hanno messo la Cameo perché è una sua consociata, però non credo l'avrebbero messo, però voi fate sempre massima attenzione, come si dice, fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Quindi sempre, anche se la pizza, se volete farla, fatevela da solo, ragazzi, è meglio. No, Diego, guarda, io ti dico la verità, se io domani voglio mangiare la pizza, io prima di andare a dormire a mezzanotte, l'una mi faccio l'impasto e poi domani sera alle 8 mi faccio la pizza, la faccio lievitare, grazie Diego, un sacco di ore proprio per far perdere quella puzza, diciamo, di lievito. Quindi la faccio lievitare bene e buonanotte. Non l'ho mai comprata surgelata. Sì, sì, la so fare tutti i gusti, sì, sì. Purtroppo non è che diciamo che già avevo questa predisposizione in effetti a cucinare da piccolo. Quindi sì, sì. Allora, però parlo no, quella là in Germania, solo quella là. Allora, l'ho letto mo, aspetta perché quella è in tedesco, qui già il tedesco è difficile. È quella là a tonno, solo a tonno. Ah, ecco qua, pizza tonno fresco al forno, così si chiama sulla confezione. È della allora, il dottor Oechter è la consociata della Cameo, quindi potete leggere sotto lo scatolo consociata Cameo, quindi vi rendete conto comunque. Vabbè che le hanno ritirate, penso che non ne troverete più, però se qualcuno ce l'ha a casa, buttatela. Anche perché so che molti mi seguono dalla Germania, perché quando vado a vedere chi mi guarda, no? Escono più o meno Italia, Germania, e vedo che dalla Germania comunque una buona fetta di tedeschi che poi sono italiani al finale guarda il mio canale, in effetti i miei video, quindi perciò ho fatto questo video perché ho detto se qualcuno mangia sta pizza congelata in Germania, ho parecchi iscritti che sono di lì, Berlino, diciamo della Germania, che ci lavorano e ogni tanto si fanno vedere sul mio canale come stai, come non stai, quindi
Tonno e cipolla, e quella là comunque ritirata dal mercato, in effetti. Anche perché in Germania è quella più diciamo che va forte questa tonno e cipolla. Anche se ragazzi, la verità, la pizza è sempre la margherita. Come gira e come vuote, come riusciamo a salirne. La pizza voglio e con la pommarola ancora e poi la mozzarella. Quindi la puoi fare con la Nutella, per l'amor di Dio, la puoi fare come sta qua dentro con salame, tutto, olive. Però voglio la pizza con la pommarola e con la mozzarella. Non ci prendiamo in giro, ragazzi. La vera mozzarella è questa qua, semplice. Io ho visto gente che metteva maionese, ketchup, salsa all'aglio, ananas. In Finlandia, guarda, uno schifo totale, proprio una cosa pazzesca che io ho detto non ce la faccio, non la posso guardare. Ho visto un finlandese che camminava, camminava con questa pizza in mano con 4 fette grandi di ananas. E città frate, tu c'hai ucciso. No, ma a parte un sacco di roba sopra come fanno in Finlandia, no? E ci sta quasi tutto sopra. Ma posti 4 fette di ananas proprio nei 4, sai, nei 4 spicchi. Vabbè, città mamma mia bella, hai avuto tu. Ce lo volevo quasi dire, solo che ero nei primi tempi che stavo in Finlandia, dicevo guarda se vai a Napoli ti arrestano, una pizza così ti arrestano. Però sono abituati là. No, aria, aria, è buona, qua è buona. Cioè, allora, salsa all'aglio, salsa alla cipolla. Sì, senti, adesso, pommarola, ananas, formaggio. Poi loro non usano la mozzarella, ragazzi. Loro usano quel filato, quindi che mozzarella e mozzarella. Quelli la mozzarella l'hanno visto col cannocchiale, forse. Allora, io sono stato 6 mesi in Finlandia e la mozzarella non esiste. Partiamo da questo, ci sta quella roba filata là, che chissà che cos'è, deve essere siero, come lo chiamiamo qua a Salerno, quando vediamo queste mozzarelle finte. Diciamo questo è siero calce, come diciamo noi. Perché una mozzarella buona, ragazzi, deve stare sui 12-13 euro al chilo. Qui ci sono 2-3 che la fanno benissimo a Pestum, che poi è Salerno, e vanno per nominata, la mandano anche a New York. Io ho amici a New York che fanno la pizza napolitana, salernitana. Vi posso garantire, loro stanno sotto l'Empire State, come si chiama, quel coso grande là, e hanno fatto fortuna. Ogni settimana la mamma da qui, perché sono proprio amici amici, gli manda le mozzarelle del caseificio Vannullo. Se voi andate su Google e scrivete Vannullo, questo ha solo mozzarella di bufala. Si deve andare di prima mattina, ragazzi, per vedere se riuscite a prendere qualche chilo, massimo 2 kg. Perché quello ha una produzione riservata, capite? Fa quei 50 kg la mattina, stop, è finita la giornata. Dopo controllo, Diego. Quindi diciamo che è quella lì. Pensate che i ragazzi se la fanno mandare in America. Ti ricordi nel tonno? Pure io ho fatto quello lago del tonno che ci stavano i pezzi metallici dentro. Se ti ricordi quel tonno, quello da 900 grammi, che io ho fatto pure il video. Secondo me, chissà che stanno combinando. No, 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 mettono quella roba filata e poi ci mettono un sacco di roba sopra. Ketchup, maionese, salsa all'aglio, salsa barbecue, poi l'ananas sopra, un casino, ragazzi. Quindi non so che si mangiano, ma non lo voglio neanche sapere. Però guarda che bella pizza ti ho messa sotto dello sfondo, adesso qua ti viene la voglia di mangiarla, si vede tale e quale, no? Quella mozzarella che scorre proprio, lascia fare, madonna. Cioè, adesso chiama, adesso stacchi il cellulare e chiama, dice, ma portatemi una pizza. Subito, non perdere tempo. No, guarda, ti dico una cosa, non sono tanto amante della pizza, io ti dico la verità, mi piace,
Però ragazzi non è una cosa che ci esco pazzo proprio. C'è gente che la mangerebbe pure a pranzo, a cena, a colazione. Però a me non è una cosa che mi piace e basta, non è per una sta fissazione, no, no. A me mi piace più a colazione, no, vabbè. Pure mia nipote se la mangerebbe nel latte, la zuppa nel latte, al posto dei biscotti ci mette la pizza diretto. Quindi è capace. Sì, sì, mica quello è capace. Come, come disse Biagio all'inizio, dice, ragazzi il sabato sera vanno in discoteca e si ritirano la mattina presto. E poi pure qua, come a Napoli, ragazzi, dopo la discoteca, poi ero giovane, io parlo di 20 anni fa, i ragazzi dopo le 6 e mezza, 7 che è finita la discoteca, si devono andare a mangiare il cornetto. Quindi diciamo che tu vai davanti alla cornetteria, quello ti mette un cornetto in bocca, dicevo Biagio Iz, 1 euro, 1 euro, 1 euro, e dice poi si svegliano alle 4 del pomeriggio. E diceva Biagio Iz in uno sketch diciamo che faceva ridere, ho visto ragazzi mettere i gnocchi nel latte, qualcuno la brociola nel latte e il padre che urlava. Perché questi ragazzi, diciamo, hanno 40 anni e ancora stanno con mamma e papà. Sì, il cornetto salato l'ho assaggiato, è buono, sì. Questo sì. Però la pizza dentro il latte, non la facessi mai sta prova. A Napoli sempre, mica tu. Dopo devo andare sull'IGV a vedere come sta la cosa, perché dava scosse, capì, di poco magnitudo. 0,8, 0,4, 0,3. Ma ho mangiato quasi di tutto in tutte le regioni che sono andata. Diciamo, ho assaggiato la cucina, però ragazzi, la cucina italiana è quella che... Quella adesso non posso parlare di mangiare, adesso è una cosa esagerata, adesso dove vai mo? Ragazzi, bloccate Alessandro, sta correndo. E dice tu, gnocco due latte ci stanno. Ragazzi, bloccate Alessandro, sta scappando che di a mangiare. Queste foto alla sera non le devo mettere a quest'ora, eh. Devo evitare, devo mettere quella news, così non ci sta scritto niente. Non vedete nulla di misterioso. Però la faccia di questa pizza, ragazzi, è veramente... Lo gnocco fritto l'ho mangiato, è buonissimo, la verità, eh. Lo gnocco fritto l'ho mangiato, la pagella a Torino ho mangiato. Ho mangiato, che cos'era? Il goulash in Trentino Alto Adige, pure era buono con la polenta. Ho assaggiato un sacco di cose, però che volete da me ragazzi? Ci sono cose... La pagella è tipo, diciamo, come ti posso dire, una specie di calzoncino piccolo ripieno. Tipo come un panino piccolo quadrato, diciamo. Tipo una pasta sfoglia in effetti. E poi è ripiena, poi la puoi mettere che cosa vuoi tu, ci stanno un sacco di cose. Sempre una cosa che ho mangiato in Romania, molto gustosa, sono i famosi mitch. In effetti sono delle salsicce che sono la fine del mondo. In effetti sono morbidissime. Queste si mangiano le formiche. Formiche per colazione. Ci sono questi mitch in Romania che sono fatti con, diciamo, lo usano fare con l'aglio, quindi sono molto forti, però sono buonissimi ragazzi, si sente la puzza dell'aglio, è vero, però fatto sul barbecue, anzi sui carboni, è buonissimo ragazzi. Poi, che cosa ho mangiato? Una cosa che mi faceva schifo, però... Michela mangiava le formiche, oh. Faceva il formichiere. Diciamo ragazzi che come si mangia in Italia, ragazzi, ve lo dice uno che fa street food in tutta Italia.
fuori non si mangia come si mangia da noi, ma possiamo stare a Milano, possiamo stare in Sicilia, possiamo stare in Sardegna, però la cucina italiana non la batte nessuno, non ci stanno santi, era più quella equilibrata. Ad esempio in Russia tutte zuppe, tutte queste cose pesanti, verdure, zuppe, pollo, patate, Polonia la stessa cosa, pollo, patata, verza, crauti. E diciamo che i paesi del Ucraina, Romania, sono tutti così. Poi già se vai in Spagna cambia un po' la situazione, fanno quella famosa paella, fanno qualche cosa di buono, ma non proprio. In Francia, ragazzi, ripeto, lo dirò sempre finché muoio, ero convintissimo che si mangiava bene, ragazzi, invece io ho mangiato male, sia a Parigi sia a Marsiglia, quindi dicono tutti che vanno bene lì, però di bene io non ho trovato nulla, sia nel cibo di strada che nel cibo normale al ristorante, quindi ho provato tutte e due. Vabbè, quelli in Cina si mangiano tutto, in Cina si mangiano anche, come si chiamano, gli scarafaggi, gli insetti, lombrichi. Noi ci vogliamo meravigliare delle formiche. Vabbè, ragazzi, vi auguro buonanotte. Abbiamo fatto scappare Alessandro, è andato a mangiare quello. Michele, se qualcosa dei terremoti ti scrivo sotto a qualche tuo commento, qualche cosa, se so qualche cosa. Invece, perché questo è l'ultimo video, credo. O può darsi che se vedo che ci stanno tante scosse farò un altro video. Sì, sì, stasera ho fatto melenzane con pomodorini, quindi senza carne e senza nuovi. Quindi stasera ho fatto vegetariano, ragazzi, quindi melenzane spaccate con pomodorini freschi, quindi con un po' di pane, ragazzi, quindi stasera ho fatto il vegetariano. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo dopo, è capace che qualche altro video, qualche altro orrore esce. Mo' è uscita sta pizza ciao Diego, sta pizza surgelata al tonno, diciamo, in Germania. È già uscito l'altra volta il tonno che non era buono. Qua ogni giorno esce qualche cosa che non possiamo mangiare. Ogni volta ci stanno particelle di plastica o di metallo, sempre lo stesso problema. Questo è dovuto, sai perché? Perché lo fanno i macchinari. I macchinari forse non sono a norma, quindi quando si toccano, non lo so, poi vediamo, è capace pure, non ti dicono, se trovo una notizia la faccio. Si toccano e fanno queste microparticelle che poi vanno a finire negli alimenti che sono congelati in effetti, quindi nei prodotti surgelati. Sì, sì, ma figurati, pure io faccio questo, io ho fatto il cuoco, ho fatto il pizzaiolo, ho fatto il no, l'unica cosa che non ho fatto a livello di gastronomia è il macellaio, perché la verità non lo so fare, cioè non so sfasciare un animale, però ho fatto il cuoco, l'aiuto cuoco, il pizzaiolo, ho fatto tutto, però l'unica cosa che non ho mai saputo, ma non perché non l'ho mai voluto imparare o a farlo, è sfasciare tipo un animale, un maiale, a fare diciamo proprio il macellaio. Poi ho fatto il pescivendolo, ho fatto di tutto, ragazzi, si può dire. Quindi a livello di alimentazioni ho lavorato all'ingrosso dei pesci, quindi surgelati, diciamo. Poi ho lavorato al mercato generale della frutta, quindi in effetti tutto sempre roba da mangiare al finale. Quindi perciò con anni e anni e anni, poi a Torino ho fatto 5 anni il cuoco, poi ho fatto il pizzaiolo e poi al finale ho fatto lo street food, in effetti a fare panini con la porchetta e tutte queste cose qua. Quindi diciamo, come diciamo qua a sud, ragazzi, ci abbiamo arrangiato a fare tutto. Quindi è una cosa che ci siamo dovuti imparare. Anche se la verità, ragazzi, ho sempre avuto la predisposizione a cucinare bene, quindi è una cosa che già avevo.
quindi in effetti l'ho solo amplificata, ma già mi piaceva, già, come ti devo dire, stanno persone che le metti vicino ai fornelli, devono fare il pomodoro e lo fanno pure, lo fanno in un modo che non piace. Io anche se mi dai, come ti devo dire, qualsiasi cosa mi dai, io la faccio saporire, quello è il discorso. Qualsiasi cosa, allora certe volte io quando stavo a Torino dicono tu usa quel pomodoro questo qua di 2 euro, usa questo qua, io vi posso assicurare ragazzi che quando andavo in fiera anche con un pomodoro non di marca buona, il pomodoro era buonissimo, quindi non è una questione, è anche questione di qualità, non si mette in dubbio, però se sai cucinare bene e hai la tendenza proprio, cioè è una cosa tua propria, che ti danno ragazzi esce saporito, quindi ti possono dare pure una cosa che se la dai in mano un'altra semmai non esce buono. Quindi o mi dai una pelata che costa 2 euro o mi dai una pelata che costa 40 centesimi, il sapore sarà uguale. Per l'amor di Dio, sarà è migliore di qualità quella da 2 euro, non si mette in dubbio. Però no, è stato ritirato una pizza surgelata, Lady, diciamo dal mercato. Infatti hanno trovato particelle di plastica bianca nell'alimento. Per ora dicono che è stata ritirata in Germania della dottor Oetker, però la Cameo è la sua consociata, quindi la Cameo e loro sono consociati in effetti. La pizza è quella a tonno fresco al forno e il lotto è 2806 1911, però sta in Germania ragazzi questa pizza. Poi non so se poi verrà fatta pure in Italia, non lo so, però parlano di Germania solo, quindi per ora l'ho letto su un sito tedesco e quindi si parla della pizza, questa qua, dottor Oekter, che poi è un nostro consociato. No, no, io ho letto quest'articolo in Germania. Esce Cameo perché Cameo è un suo consociato, cioè lavorano insieme in effetti, capisci? La Cameo si vede che gli passa la roba a loro e loro viceversa, capisci? Si vede che la pizza gliela mandano loro oppure usano il loro marchio. Deve essere. Quindi secondo me possiamo stare tranquilli ragazzi. Però ultimamente pure il tonno, ti ricordi quello da 900 grammi, ci stavano i pezzettini di ferro dentro, è stato ritirato. Quindi ultimamente mi pare che tutta questa roba che viene fatta meccanicamente sia un po' alterata da questi pezzi di plastica, alluminio, un casino un poco. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, al massimo domani. Ciao a tutti e buonanotte. Alessandro è andato a mangiare. Non la comprare quella col tonno bravo, tonno e cipolla evitala. Alessandro è scappato ragazzi, l'avete fatto venire fame con questa foto della pizza. E abbiamo perso Alessandro ragazzi, avete visto? Vabbè, stiamo scherzando. Ok, va bene, ciao ragazzi.